Buongiorno, il piatto di oggi è la cernia ai sapori di pomodoro e salvia in zuppetta di lenticchia nera di Leonforte e crema di porri. Passiamo agli ingredienti spiegandovi che occorrono due pezzi di cernia, in questo caso noi abbiamo usato la cernia gialla locale del Mediterraneo, tagliata in due tocchetti di circa 60 grammi ciascuno, la lenticchia nera di Leonforte. Leonforte è un piccolo paesino in provincia di Enna e questa qui è una lenticchia particolare perché c'è solo un produttore in Sicilia ed è molto gustosa, un gusto particolare che la differenzia dalle altre lenticchie, oltre alla storia che... E poi appunto abbiamo detto di pomodoro, quindi che insaporisce la cernia, la salvia fresca, il, la crema di porri che otterremo dal porro fresco e poi completato di oggi un nido di porro croccante. Adesso passiamo alla preparazione. Cominciamo questo piatto dalla lavorazione più lunga, che è la cottura della lenticchia. In una pentola mettiamo un filo d'olio, facciamo insaporire sedano, carote, cipolle e spicchio d'aglio. Passai consigli si perdi la guerra e per tanti giudizi si scarra. Dopo un leggero imbiondimento di questi vegetali Pensa la cosa prima che si sparga. aggiungiamo la lenticchia e l'acqua e poi si fa cuocere per circa 40 Può minuti. fare cose giuste, ma in scarra. A cianciare Bene, adesso aggiungiamo la lenticchia, usango da ribelle puoi morire. Pazienza ci vuole alle burrasche, che non si mangia mele, senza mosche, ma e copriamo con lepre vuole il tutto con assicurare. acqua. Né uno è nell'auto può cacciare, ma con un valore la grugnata, perdelo conto. Bene, così adesso senza mettere del sale faremo cuocere per circa 40 minuti e poi alla fine passeremo alla regolazione del sapore. Bene, adesso bisogna insaporire la cernia con il pomodoro e la salvia. Cominciamo col pomodoro. È un pomodoro rosso giustamente delle nostre parti. Io sono di Donna Lucata, quindi scelgo degli ortaggi che vengono dalle mie zone, che è anche una zona come maggior produttrice del sud Italia di pomodori. Facciamo così aderire il pomodoro, lo mettiamo da parte. Passiamo poi alla salvia fresca, tagliata così a listarelle sottili, si fa aderire per bene alla parte della polpa del pesce. Bene, e questo qua è già pronto per la cottura, mentre per la crema di porro bisogna soltanto tagliare sottile il porro, fare leggermente imbiondire con olio, aggiungere una patata per la consistenza, coprire per 2 volte con acqua e far cuocere lentamente per circa un'oretta. Dopodiché basta frullare e regolare di sale fino ad ottenere questo risultato. Per la cottura della cernia, sempre un filo d'olio, immancabile sulle nostre tavole, nelle nostre cucine. Facciamo intiepidire, dopodiché passiamo a mettere la cernia dalla parte della pelle, dove appunto avverrà la maggior parte della cottura. Bisogna farlo cuocere a fuoco lento per qualche minuto. Dopo aver fatto insaporire la cernia da tutti i lati, adesso siamo pronti per impiattare, ma prima di tutto salare la cernia. Bene, adesso passiamo all'impiatto, visto che la lenticchia sarà pronta. Bene, adesso
Vediamo il piatto leggendo alla base la lenticchia. Non ci fare mai lo nostro dono. Mettiamo un po' di brodetto. E poco dire lo taglia le Al centro mettiamo un po' di crema di porri. Osaziono non crede. All'oddio E quindi passiamo a sistemare la cernia, quella alla salvia e la cernia ai sapori di pomodoro. E pittanti giudizi. Olio crudo extravergine, E lauda lo mare e tiene dalla terra. Pensa la cosa prima che si sparla. un nido di porri croccanti, Può fare le cose giuste. fogliolina di salvia e una foglia di buccia di pomodoro secca. Il piatto adesso è pronto. Buon appetito! Pazienza, ci vuole all'impurre.